Mister Mauro Zini, allenatore Montebello, a commentare una partita che ha visto una buona reazione dei suoi nel finale, ma qualcosa è mancato nel primo tempo a cavallo dell'intervallo. Sicuramente è mancato qualcosa, è mancata un po' di determinazione. Avevamo preparato le partite in una determinata maniera, non l'abbiamo fatto il primo tempo. Cosa posso dire della partita? Posso dire che si sono scontrate due squadre alla pari, che una è stata un po' più fortunata o più determinata in alcune occasioni. Noi siamo stati abbastanza sfortunati, abbiamo tirato tanto in porta, penso che il migliore in campo sia stato il vostro portiere, quindi molto bravo, quindi vuol dire che si è arrivati in porta. Poi per fare gol ci vuole anche un pizzico di fortuna, di bravura a buttarla dentro e un po' di più voglia. Ecco, forse quel cartellino blu rimediato all'inizio ha un po' messo in discesa la partita per l'Azzurra Novara. O l'ha messa in salita per noi, mi piace di più vederla così, no? Ultimamente partiamo sempre con 1 o 2 gol di svantaggio da rimediare, questo è una difficoltà per i ragazzi perché devono sempre rimontare, si demoralizzano e quindi sì, sempre in salita. Prossima partita mi sembra col Giovinazzo, se non sbaglio all'andata avete fatto una grande partita, potrebbe essere l'occasione di un'altra svolta. All'andata sì, abbiamo rimontato una partita che sembrava persa, voglio ritrovare questa squadra, loro hanno le capacità per dimostrare che possono farcela, devono solo eliminare un po' di paura dettata da questi risultati, sono giovani e quindi si demoralizzano facilmente. Domenica voglio una reazione positiva da parte di tutti quanti e fare una gran partita. Grazie e bocca al lupo.